E parte domani la settimana nazionale Porta la Sporta per abituarsi alla borsa riutilizzabile. Sentiamo. In che cosa consiste Porta la Sporta? Allora, Porta la Sporta è un progetto di educazione ambientale che è stato lanciato nel 2009, siamo adesso nel 2011 alla seconda edizione, è stato promosso dall'Associazione Comuni Virtuosi, a cui poi hanno aderito come promotori WWF, Italia Nostra, il Touring Club Italiano e la di Consum. Si tratta di una settimana che in particolare va dal 16 al 23 aprile, in cui tutti i cittadini sono chiamati a portare da casa la propria sporta quando vanno a fare gli acquisti quotidiani e rifiutare tutti i sacchetti monouso, usa e getta, in particolare quelli in polietilene. Si tratta di un invito che viene fatto sia a livello comunale, a livello dei istituti scolastici e poi nella grande distribuzione, cioè ci saranno 3.600 esercizi punti vendita in Italia che avranno appunto hanno aderito a questa campagna lanciando durante questa settimana degli spot pubblicitari o iniziative come degli sconti particolari sulle borse riutilizzabili che andranno appunto a lanciare questo messaggio proprio ai cittadini mentre fanno la spesa: non comprate, non acquistate i sacchetti usa e getta, ma portatevi da casa una borsa riutilizzabile. E qual è l'obiettivo di questa iniziativa e perché questa lotta verso i sacchetti usa e getta? Allora, l'obiettivo primario della campagna è quello di eliminare progressivamente le soluzioni usa e getta quando ci sono a disposizione per lo stesso scopo delle soluzioni a minore impatto ambientale. In questo senso non è una vera e propria lotta solo al sacchetto di plastica, ma è una lotta che parte dal sacchetto di plastica perché proprio il sacchetto in polietilene è visto come l'emblema del consumismo, è onnipresente, cioè ogni persona per strada normalmente ha in mano un sacchetto di plastica e poi noi ne consumiamo in Italia circa 300 per ogni abitante. E hanno una vita media estremamente bassa che è solo di 15 minuti, nel migliore dei casi dopo essere stati utilizzati una volta vengono poi usati per contenere la spazzatura e vanno a finire in discarica. Alcuni suggerimenti per ricordarsi allora di portare la sporta? Allora, portare la sporta da casa non è una cosa che viene automatica da un giorno all'altro. Questa settimana serve appunto per chiedere a ogni cittadino di provare ad abituarsi a farlo. Gli suggerimenti possono essere quelli di, quando si esce e si fa la lista della spesa, di mettere al primo posto la parola borsa, oppure di appenderla all'attaccapanni o alla maniglia della porta, magari tenerne sempre una di quelle ripiegabili, ad esempio quella piccolina in borsa o in macchina. Da lì poi diventa semplice abituarsi ad avere sempre nel bagagliaio anche delle cassette o delle ceste che sono comode per la spesa e poi tenere appunto sempre a portata di mano una borsa per ogni acquisto quotidiano.